primo appuntamento della seconda edizione di Incontri e Racconti, che ha visto come ospite all'Auditorium Santo Stefano di Farra Isoligo Vera Gheno. Qui, con la conduzione di Adriana Rasera, la Gheno ha presentato il suo ultimo libro, L'Antidoto, un vero e proprio prontuario per usare meglio e al meglio i social. Premetto che di solito i libri li scrivo prima di tutto per me, nel senso che servono a me per chiarirmi le idee, e L'Antidoto non fa eccezione, nel senso che si occupa di vita online. Io vivo online da 28 anni, oltre che offline, e quindi ho ritenuto che potesse essere il caso di scrivere un secondo libro sull'uso dei social. Quali sono i consigli? Ce ne sono tanti, sono 15 problemi con 15 antidoti. Il primo è ricordarsi che siamo sempre in pubblico quando agiamo online, anche quando ci sembra di essere in un contesto ristretto. E l'ultimo è che si può scegliere il silenzio, cioè che non c'è sempre bisogno di dire la propria, e questo già servirebbe per creare una specie di ecologia della comunicazione in rete. Cosa consiglieresti a chi deve un po' adattarsi al linguaggio? Allora, intanto è naturale che dopo una certa età l'adattamento sia più difficile, e la certa età non è molto in là. C'è uno scrittore di fantascienza che si chiama Douglas Adams, che dice che dopo i 35 anni diventiamo tutti un po' renitenti al cambiamento, e questo si vede anche nel nostro rapporto con la lingua. Più che come fare, secondo me è una questione di atteggiamento. La lingua, quando è sana, cambia di continuo perché deve adeguarsi alle nostre necessità, alle necessità di una società che cambia e alla necessità di una realtà che cambia. E quindi sarebbe un problema se rimanesse ferma. Già solo accettare il cambiamento come una cosa naturale, anche se magari non lo si condivide per tutto, può essere di aiuto, invece che essere spaventati dal cambiamento, esserne incuriositi. E perché vale la pena conoscere la propria lingua? Perché la lingua non serve solo per comunicare, ma prima che per comunicare serve per capire chi siamo. La lingua ha un fortissimo potere identitario, e quindi chi ha le parole per capire se stesso, se stessa, per definirsi, ma anche per definire le cose che sente, che prova, semplicemente vive meglio. Cioè, per me, non so se sai che c'è quel modo di dire salus per acqua, no? Che è una delle possibili soluzioni dell'acronimo SPA. Poi in realtà non è vero, però io dico sempre che c'è anche la salus per verba, cioè la possibilità di stare meglio tramite le parole.